Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Tornado nella notte sull'aeroporto di Trapani Birgi, danneggiamenti per le raffiche a più di 150 km all'ora. Scalo operativo già da stamane, regolari i voli. Messina, truffa per ottenere illecitamente i bonus edilizi. Un medico arrestato, 5 ai domiciliari, 37 milioni sequestrati. Dopo il sì a Pelligra per rilanciare l'ex Blutech di Termini Imerese, resta centrale il nodo occupazione. 350 lavoratori assunti per 2 anni, si cercano soluzioni per gli altri 220. A Catania un boss pentito scrive al presidente del Tribunale per i minorenni: grazie per aver salvato i miei nipoti. Oggi a Roma la firma del protocollo Liberi di scegliere per aiutare i più giovani a uscire dagli ambienti di criminalità organizzata. Emergenza rifiuti senza fine, le immagini di nuove discariche abusive a Catania, eccole qua, complice l'inciviltà di molti cittadini. A Noto i carabinieri sequestrano un deposito illecito di rifiuti lungo più di 1 chilometro. Verso Agrigento, capitale della cultura 2025, iniziati i lavori di manutenzione del Tempio della Concordia, è il più grande cantiere a cielo aperto di conservazione dei beni dell'UNESCO. 2 risate tra poco con Totti e Totino, i falsari di successo di nuovo di scena al Musco di Catania ad aprile. Usciremo dalla crisi, il vicepresidente del Catania Grella interviene a corner sulla situazione della squadra precipitata al limite della zona play-out. Bentrovati. Un tornado si è abbattuto sull'aeroporto di Trapani, tanti danni alle coperture in lamiera, segnaletica in divelta, forti raffiche di vento anche a 150 km all'ora. Vento fortissimo anche a Palermo, tempo incerto con piogge e temporali su tutta l'isola. Laura Spanò. Danni nella notte in tutto il Trapanese a causa del forte vento, in particolare nello scalo aereo di Birgi. Un tornado si è abbattuto sull'aeroporto Vincenzo Florio. Il forte vento, con raffiche che superavano i 150 km/h, ha divelto alcune coperture in lamiera, della segnaletica verticale, alcuni mezzi ma anche degli alberi. I manutentori degli Airgest stanno lavorando da ore per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di volo. Airgest ha invitato tra l'altro i passeggeri a recarsi al terminal con largo anticipo per compensare eventuali ritardi e rispettare soprattutto i percorsi alternativi per entrare e uscire dal terminal. Abbiamo immediatamente cercato di mettere in sicurezza il terminal, che ha subito ingenti danni soprattutto nel tunnel d'ingresso in aeroporto stesso, per garantire stamattina i primi voli regolari dall'aeroporto di Birgi. Devo dire, in questo momento, grazie anche all'aiuto di polizia, vigili del fuoco e tutto il personale Airgest, abbiamo ripristinato un minimo di normalità in aeroporto. E si stanno valutando i danni ora alla luce del sole per capire bene quali sono stati gli effetti di questo vento, che ricordo è stato di oltre 150 km/h. Il forte vento, dicevamo, non ha risparmiato però il resto del Trapanese, con alberi spezzati, muri crollati, tettoie volate via, pali della pubblica illuminazione sradicati. Alcuni alberi si sono abbattuti lungo la careggiata dell'A29 Palermo-Mazzara e nella zona che va dallo svincolo di Terrasina a quello di Alcamo. Tra gli svincoli di Salemi e Cinisi sulla careggiata sono presenti materiali vari. A Marsala una barca a vela che si trovava in banchina si è abbattuta a causa del forte vento su un'altra imbarcazione. Una lunga notte di lavoro anche per i vigili del fuoco di Palermo. Le forti raffiche di vento hanno causato danni in diverse zone della città e in provincia. Per fortuna nessun ferito. A San Martino, in via Pineta Antica e Cimitero, case isolate a causa di un palo della luce caduto. Alberi caduti e danni anche a Cefalù, Termini Imerese, Ficarazzi, Monreale e Carini. Allerta gialla su tutta la Sicilia. La giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso o coperto con piogge, mentre nel pomeriggio sono previsti acquazzoni sparsi e isolati temporali, venti moderati di scirocco in attenuazione nel corso della giornata, mari da mossi a molto mossi. A Messina ha scoperto una truffa sui bonus edilizi. Un medico generico raggirava i pazienti favorendo le società della sua famiglia. Sequestrati 37 milioni, il medico è stato arrestato, altre 5 persone sono ai domiciliari. Francesco Triolo.
Raggirava i pazienti a favore delle società di famiglia attraverso una truffa sui bonus edilizi del 110%. A Messina è finito in manette un medico di famiglia, Antonino Barbera, accusato di associazione per delinquere dedita alla truffa e per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebite, compensazioni fiscali ed autoriciclaggio. Sequestrati 37 milioni di euro. Altre 5 persone, familiari riconducibili sempre allo stesso medico, sono ai domiciliari. Il medico avrebbe progettato una truffa per lucrare sui vantaggi fiscali derivanti dal decreto rilancio, un sistema scoperto grazie alle indagini avviate a seguito di una segnalazione alle Fiamme Gialle da parte di un cittadino che era stato informato da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate dell'inserimento nel proprio cassetto fiscale di crediti di imposta per un valore di 1.300.000 euro attribuiti a lavori edilizi mai effettuati. Il medico, sfruttando la fiducia dei suoi pazienti, proponeva loro la possibilità di ottenere i contributi statali, ecobonus e superbonus, per la ristrutturazione dei loro immobili. Per fare ciò chiedeva loro di fornirgli le credenziali SPID e di consentirgli accesso al loro cassetto fiscale, alle loro caselle di posta elettronica e di conferirgli il mandato per la gestione dei crediti di imposta. In sostanza il medico, con l'ausilio di un commercialista operando a distanza nei cassetti fiscali dei pazienti ignari, riusciva a completare la procedura istruttoria dell'Agenzia delle Entrate, facendo confluire la cessione del credito d'imposta nella piattaforma online Cessione Crediti. Prima la Fiat, poi la Blutech, ora l'incubo lavoro a Termini Imerese potrebbe finire con il rilancio da parte del proprietario del Catania Pelligra, da ieri aggiudicatario della fabbrica dismessa. Sindacati ancora prudenti, soprattutto per il futuro dei lavoratori. Marco Carli. Anni di delusioni, false promesse, sfilate politiche senza poi nessun risultato. Un incubo per Termini Imerese e per l'ex Fiat e Blutech. 12 anni di cassa integrazione per i lavoratori, mai uno sbocco. Fino ad arrivare però alla proposta di Ros Pelligra, giudicata dal collegio dei commissari Blutech come la più idonea per il rilancio del sito. Il patron del Catania, specializzato con la sua holding nella riqualificazione di aree industriali dismesse, salverebbe per 2 anni 350 lavoratori attualmente in cassa integrazione. Ne resterebbero fuori altri 220 secondo i calcoli dei sindacati, che predicano prudenza. Non possiamo essere soddisfatti, molti punti vanno chiariti, soprattutto la parte relativa alla rioccupazione dei lavoratori diretti e anche dei lavoratori dell'indotto. Per queste ragioni il nostro giudizio è sospeso, attendiamo di confrontarci con l'assessorato al lavoro e con il Ministero del Lavoro per conoscere le procedure che possono dare risposte ai lavoratori. 180 lavoratori verrebbero assorbiti in una società di scopo con la partecipazione della Regione Sicilia, altri 40 dovrebbero raggiungere l'età pensionabile entro il termine dell'amministrazione straordinaria di novembre. Abbiamo degli approfondimenti da fare, già a partire dalla prossima settimana saremo convocati in Regione dall'assessore Tamaio e all'assessore al lavoro Albano per definire quelli che sono gli strumenti per poter portare avanti un progetto. Nulla trapela al momento sui circa 200 operai dell'indotto. L'autore del servizio che abbiamo appena visto è Marco Gullà, lo ringraziamo. Continuiamo con altre notizie. La mafia continua a essere forte e presente in modo capillare in tutto il territorio siciliano. Sono parole del presidente dell'antimafia regionale Cracolici, che ha illustrato, lo vedete, a Sala d'Ercole l'attività di un anno dell'organismo che presiede. Traffico di droga e racket sono le 2 principali fonti di guadagno per i clan. Il racket in particolare, ha sottolineato Cracolici, sta assumendo caratteristiche nuove ultimamente, con le vittime che addirittura cercano loro stesse gli estorsori per mettersi a posto, come si dice, con il pizzo. Un sistema che tra l'altro consente a Cosa Nostra di mantenere il controllo del territorio. A Catania un boss pentito scrive al giudice Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni: grazie, dice, per aver salvato i miei nipoti. Oggi a Roma la firma del protocollo Liberi di scegliere per aiutare i più giovani a uscire dagli ambienti della criminalità organizzata. Lorena Dolci. Signor giudice Di Bella, grazie per i provvedimenti che ha preso nei confronti dei miei nipoti dopo l'arresto della nostra famiglia. Mi sono reso conto che i bambini non possono fare la vita che ho fatto io, entrando e uscendo dal carcere. Loro hanno diritto a un destino migliore. Per questo ho scelto di iniziare
a collaborare con la giustizia. Il nonno in questione è un boss di peso della mafia catanese, arrestato per narcotraffico. I suoi nipoti sono stati mandati in comunità, lontano dalla famiglia, e per loro racconta che ha scelto di collaborare. Ragazzi e ragazze che hanno davanti una strada diversa, lontano dai codici di violenza, onore, omertà. È una delle tante lettere che il presidente del Tribunale dei minori di Catania, Roberto Di Bella, riceve a riscontro del lavoro che da anni porta avanti. È lui che ha inventato il progetto Liberi di Scegliere, dedicato ai minori che non vogliono ripetere il mestiere dei padri e che adesso viene adottato a livello nazionale. Oggi a Roma la firma del protocollo da parte dei magistrati di Palermo e Napoli, di 5 ministeri, della Direzione Nazionale Antimafia e della Conferenza Episcopale Italiana. Un protocollo per garantire più risorse per offrire ai figli di mafia un percorso di riscatto lontano dall'ambiente criminale, ancora mitizzato, come ricordava il magistrato nel corso di una nostra trasmissione. Bisogna demistificare il modello, il mito mafioso che affascina tanti ragazzi. A Catania ci sono ancora alcuni adolescenti che hanno il mito di Nitto Santa Paola, e quello è un modello, è un tipo di vita che non conviene, che provoca sofferenza. La Commissione parlamentare antimafia ha creato un gruppo di lavoro perché il protocollo diventi un disegno di legge bipartisan. Ambiente bistrattato, a Catania proliferano le discariche abusive, oggi vi proponiamo un doppio scempio nei pressi della stazione di Acquicella. A Noto invece un'ampia area è stata sequestrata dai carabinieri, c'erano anche Eternit, animali in decomposizione. Tonino De Mana. Proliferano le discariche per un'emergenza rifiuti che a Catania, complice l'inciviltà di molti cittadini, non si riesce proprio a debellare. Un male oscuro che attanaglia la città e la sua periferia. Con o senza allerta meteo piovono le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. Ci troviamo in via Adamo, non distante dalla stazione ferroviaria di via Acquicella, e quello che vedete è il piazzale di un vecchio supermercato. Una marea di rifiuti invade un'ampia area ed arriva fino al marciapiede e alla vicina fermata dell'autobus. Scenario desolante anche in via Officina Ferroviaria, dove in prossimità del sottopassaggio troviamo una mega discarica. Da queste parti, seminascosto dalla vegetazione e dall'immondizia, scorre il torrente Acquicella che poi sfocia alla playa. E non cambia lo scenario da Catania a Noto, dove i carabinieri di Pachino hanno sequestrato una discarica abusiva. Rifiuti, come vedete, che si estendono per oltre 1 chilometro in località Granelli, dove sono stati depositati materassi, elettrodomestici, fusti di vernice, mobili sanitari in disuso e l'immancabile Eternit. Presenti anche carcasse di animali in decomposizione. L'area interessata, 2000 metri quadrati, è stata sequestrata e presto verrà bonificata. Non basta dire basta. Per riconoscere le azioni che possono portare al femminicidio e per contrastarle, occorre partire dall'educazione al rispetto di genere e non smettere di parlarne mai, come accade all'Istituto Parini di Catania, dove stamane si è svolto un incontro sui diritti umani. Eva Spampinato. Ti è mai capitato di vedere una scena in cui magari un tuo compagno prendeva in giro una ragazza o comunque magari c'era un diverbio a intervenire? Sì, allora è successo ma in modo scherzoso, però comunque è sempre un atto che non fa piacere. Io ovviamente sono intervenuto. Non hai avuto paura poi delle ripercussioni magari nel tuo rapporto con questo ragazzo? No, non ho avuto paura perché sapevo di non avere torto. Avere coraggio e prendere posizione anche a rischio di ripercussioni personali. L'educazione alla gentilezza e al rispetto di genere parte dalla scuola, primo banco di prova della vita e delle relazioni personali, perché la violenza fisica, quella che poi sfocia nel femminicidio, passa dalla violenza verbale, psicologica, economica, sentimentale. Se ne è parlato oggi all'Istituto Comprensivo Parini di Catania con i ragazzi delle terze medie in un incontro organizzato dal Sor Optimis Club Etneo. I rapporti disfunzionali possono iniziare già in tenera età. È capitato un po' di tempo fa che un ragazzo con cui mi frequentavo non volesse tipo che parlassi con determinate persone. A me questa cosa sinceramente un po' dava fastidio, perché se io sono sicura che posso parlare con quella persona non c'è motivo che tu debba impedire questa cosa. Quindi ho messo in chiaro le cose subito e poi siamo passati avanti. L'onorevole Semenzato ha introdotto termini come indipendenza di genere, empowerment femminile, rispetto, ma anche vittimizzazione secondaria.
Parlare di violenza di genere fuori dal 25 di novembre o dall'8 marzo, che è dedicato più all'empowerment femminile, fa capire quanto sia importante continuare la sensibilizzazione e lavorare sulla reattività di questi ragazzi. A Taormina torna alta la preoccupazione per il futuro del centro di cardiochirurgia pediatrica e anche dell'ospedale San Vincenzo. Visita del commissario dell'azienda sanitaria, accompagnata dal sindaco di Taormina De Luca. Francesco Triolo. La posta in gioco è alta a Taormina, non solo il centro di cardiochirurgia pediatrica, ma anche il futuro dell'ospedale San Vincenzo, punto di riferimento sanitario di tutta la Riviera Ionica. Tanto che in occasione della visita del commissario straordinario dell'ASP Giuseppe Cucci c'erano tutti i sindaci del comprensorio. Cucci ha assicurato la copertura finanziaria per tutto il 2024 per il personale ASP impiegato al centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, nonostante la proroga sia fino al 30 luglio 2024. Ma la sensazione che dal centro di eccellenza dipenda la strategia di programmazione sull'ospedale è alta. Posto una tematica specifica di analizzare quello che è stato il depotenziamento degli ultimi 10 anni dell'ospedale di Taormina e quindi di fare anche una disamina invece sulla qualità e quantità dei servizi e dell'utenza che l'ospedale di Taormina continua nonostante tutto a servire, e siamo rimasti che a seguito di questa analisi nel giro di qualche mese ci rivedremo affinché si imposti una strategia completamente diversa, considerato anche la specificità dell'ospedale di Taormina con delle punte che nell'arco di 6 mesi l'anno deve comunque garantire per quello che è appunto la presenza turistica in quel comprensorio. Adesso tutto si gioca sul tavolo del Ministero della Salute, dove già nei giorni scorsi c'è stato un vertice. L'obiettivo è arrivare alla deroga. Non c'è ancora una posizione ufficiale e formale da parte di Occhiuto. Questo ovviamente stride con quello che è la coincidenza di parrocchie politiche tra Schifani e Occhiuto, Forza Italia, ma non solo, stride anche con un aspetto che riguarda l'impossibilità di Occhiuto di poter creare un centro di eccellenza in Calabria per i noti parametri previsti dalla Balduzzi. Parte a Siracusa, come in tante altre città, il servizio di infomobilità per conoscere alle fermate i tempi di attesa dei bus urbani. È una novità che mira naturalmente a invogliare all'uso dei mezzi pubblici. Francesco Aloi. Meglio tardi che mai. Anche a Siracusa è attivo il servizio di infomobilità. Chi aspetta il bus quindi può conoscere i tempi di attesa alla fermata. Basta inquadrare il QR code. Sicuramente un passo significativo in avanti verso una mobilità sostenibile, perché riuscire ad avere informazioni puntuali sugli arrivi degli autobus, sulle linee, su tutte le linee, su tutti i percorsi che fa il trasporto pubblico locale su Siracusa è sicuramente un incentivo all'utilizzo dello stesso. Un altro passo avanti per il trasporto pubblico in città. L'anno scorso l'addio ad Asti e l'arrivo di Sais. Il bilancio fino ad ora è abbastanza incoraggiante. Abbiamo dati molto confortanti, abbiamo delle performance di buon livello, soprattutto sulla puntualità e transiti in fermata degli autobus. Continuano ad arrivarci feedback positivi, questo ci fa piacere, speriamo di continuare così. Ma ancora c'è tanto da fare. Le paline elettroniche che arriveranno a breve e le grandi assenti alle fermate, le pensiline. Aspettare il bus significa prendere il sole quando si è fortunati, altrimenti la pioggia. Le pensiline che a breve contiamo di posizionare, finora non sono state posizionate perché non abbiamo ben definito i percorsi e le linee. Palazzo Vermexio punta ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici. Gli autobus ci sono, adesso dicono serve la buona volontà dei siracusani. Verso Agrigento, capitale della cultura 2025, sono iniziati i lavori di manutenzione del Tempio della Concordia e il più grande cantiere a cielo aperto di conservazione dei beni dell'UNESCO. Davide Sardo. Il Parco della Valle dei Templi è attualmente uno dei più ampi cantieri a cielo aperto per le opere di conservazione. Sono infatti in corso dei lavori di manutenzione del Tempio della Concordia, tra i reperti archeologici meglio conservati nel pianeta. È patrimonio mondiale dell'UNESCO e ha oltre 2500 anni di età.
Ecco perché anche il Tempio della Concordia, nella Valle dei Templi di Agrigento, è in officina. Non si tratta di nulla di preoccupante. I meccanici, tra virgolette, sono impegnati in un ordinario, programmato e periodico tagliando di manutenzione, come se fosse la revisione di un'automobile. Le opere, peraltro, sono opportune anche in prossimità dell'avvento di Agrigento, capitale della cultura 2025. E quindi è in corso di rinnovo il biglietto da visita per i tanti turisti che affluiranno al suo cospetto. Gli operai specializzati, i chirurghi del tufo, lavorano all'esterno e soprattutto all'interno del monumento. E anche i lavori meritano di essere in mostra a fine di conoscenza e sensibilizzazione verso la tutela del patrimonio storico. Infatti, nell'ambito dell'iniziativa Comunicare la conservazione, dal 18 aprile prossimo saranno possibili le visite guidate a cantiere aperto. L'iniziativa è aperta sia agli adulti che ai ragazzi, alla nuova generazione e soprattutto ai bambini, ai quali è stata riservata una tavola dinamica in stile cartoon, così da comprendere facilmente quale sarà l'intervento da effettuare e i materiali che saranno utilizzati. Tornano al Muscolo di Catania il 5, 6 e 7 aprile, dopo il successo di questo marzo, Toti e Totino, i comici in coppia da 25 anni, di passaggio stamane a Buongiorno Sicilia. Presidente, gliel'hai mandata quella lettera al Comune per quel progetto? Sì, a proposito, il Comune mi ha detto che abbiamo 2 lettere in comune. Quindi questo comune, a questo punto bisogna capire che cosa ci vuole accomunare, perché altrimenti abbiamo sbagliato. Ma dobbiamo mettere le cose in comune o le mettiamo in provincia? Non lo so, perché se le sposti in provincia cominciamo ad essere in comune con altri comuni. Va bene, allora accomuniamo tutti quelli che ci seguono e non se ne parla più. Mi piace ricordare che proprio questo mese di marzo noi abbiamo chiuso il primo 25esimo di collaborazione con Antenna Sicilia. Questo mese facciamo 25 anni che collaboriamo con Antenna Sicilia. Ah, che bello, siamo felici di essere partecipi di questo anniversario, grandioso. Eccoli qua, più giovani ma sempre in forma anche oggi. Facciamo una breve pausa, tra poco il vicepresidente del Catania Grella con la sua ricetta per uscire dalla crisi. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, 14 sconfitte in campionato, la zona play-out molto vicina, ma anche la decisione di non fare ricorso sulle porte chiuse per il ritorno della finale di Coppa. Sono alcuni dei temi affrontati nel corso di Corner dalla vicepresidente del Catania, Garella. Marco Carli. Il periodo negativo del Catania sul campo e fuori. L'analisi del vicepresidente del club rossazzurro Grella, ospite a Corner, comincia dai fatti di Padova e dal ricorso non presentato per le porte chiuse nella finale di ritorno, una scelta ponderata nonostante penalizzi tutti i veri tifosi. Tante persone mi hanno chiamato facendo i complimenti per la posizione, considerando il grande dispiacere di non fare il finale con uno stadio pieno. Però che alla lunga queste situazioni pagano. Sulle questioni di campo poi Grella ripercorre la stagione. Con Lucarelli dice: ho cominciato ad occuparmi di più della parte sportiva, e poi fa il punto sul mercato di gennaio in cui sono arrivati 13 giocatori, molti di loro finora hanno deluso. Non tutti i nuovi, ma almeno la metà hanno buona personalità, che purtroppo per una questione legata alla condizione fisica non riescono a esprimere al massimo. Grella spiega, sente troppa negatività attorno alla squadra. Perché non troviamo un taglio positivo, ma ogni tanto, non tutti i giorni, ma ogni tanto dire: ragazzi, siamo in finale di Coppa, non ci siamo mai arrivati prima. Negatività o meno, la classifica racconta di una stagione insufficiente in campionato. Zeoli, dice Grella, deve lavorare, sa cosa non mi piace. Il DS, spiega il vicepresidente, arriverà probabilmente prima che finisca la stagione attuale per proiettarsi sul mercato estivo, ma intanto il Catania deve uscire dalla crisi di risultati. Si esce fuori con il lavoro, con la serietà, con ognuno che si assume delle responsabilità. Giovedì giochiamo e aspetto dalla squadra i 3 punti.
E noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati alla TG Sicilia, torneremo alle 20, buon pomeriggio.